Dottoressa, siccome il tempo ci vola letteralmente, solo 2 parole sul discorso delle case rifugio, che cosa emerge? Proprio velocissima, poi la lasciamo andare, so che anche lei ha un impegno. Sì, noi abbiamo visto appunto che anche per quanto riguarda le case rifugio, appunto sono meno diffuse a livello appunto territoriale, e che per quanto riguarda, c'era una slide molto interessante relativa all'organizzazione, proprio come è organizzato il servizio. Ecco, questa è una slide molto importante perché ci dice che per esempio sia per quanto i centri antiviolenza soprattutto, ma anche nelle case rifugio vediamo, quelli presenti in regione hanno un numero di sportelli superiore alla media nazionale, quindi da questo punto di vista appunto abbiamo un numero di sportelli, hanno una segreteria telefonica dedicata e un numero verde, ma offrono una reperibilità H24 soltanto nel 20% dei casi, che è un aspetto molto importante relativamente all'attività dei centri antiviolenza. Per quanto riguarda appunto le case rifugio, si evidenzia come minore percentuale di locali dove poter svolgere consulenze nell'ambito della privacy, una linea telefonica dedicata a questa indagine che è stata effettuata dall'Istat evidenzia appunto che ci sono alcune carenze proprio all'interno, proprio nell'organizzazione proprio del servizio. Certo. Quindi pensiamo a quanto sia importante la reperibilità, per esempio H24, è fondamentale. Dottoressa, io la ringrazio tantissimo, l'abbiamo portato via anche tanto tempo, è stata gentile a restare con noi e ci congediamo dalla dottoressa, le auguriamo buon lavoro naturalmente, grazie di essere stata anche qui con noi, di averci illustrato questa ricerca interessantissima, richiederebbe molto più tempo ma purtroppo non ne abbiamo. Grazie ancora. Ringrazio voi e naturalmente saluto tutti i telespettatori che sono con noi. Grazie, arrivederci, Grazie buonasera. molte. Buonasera. Passiamo subito al discorso di cui ho accennato più volte, segretaria, i tipi di violenza, perché molte situazioni che coinvolgono soprattutto persone anziane, perché le giovani sono anche molto più, però abbiamo capito non completamente, non sanno riconoscere dopo anni di reiterato comportamento di un certo tipo che stanno subendo una reiterata violenza, perché non è solo lo sberla. No. Allora, ci sono tanti tipi di violenze e ce ne sono alcune che accomunano, per così dire, le persone anziane. Tra l'altro ci tengo a dire che non ci sono tantissime ricerche, o meglio è molto difficile trovare ricerche e dati rispetto alla violenza sulle donne anziane. È un tema ancora poco... È delicatissimo, esatto, è molto delicato ma anche poco indagato. C'è la violenza fisica che si distingue dalla violenza sessuale. E fisica purtroppo le donne anziane diciamo ne subiscono, che è proprio il danno fisico, lo schiaffo, la sberla, il calcio, essere anche legati, costretti in un letto piuttosto che sulla sedia a rotelle, questo succede. Infatti vediamo casi poi di omicidi. La violenza sessuale è meno perpetrata in questo caso nelle donne anziane, però purtroppo anche questo succede. Vi è la violenza economica e anche finanziaria. Perché economica? Perché spesso le donne magari non hanno un proprio reddito, una propria pensione, o hanno una pensione rispetto alla quale non possono usare poi diciamo, l'economicità del proprio reddito. Spesso sono costrette a firmare anche assegni, donazioni, eredità, quindi c'è anche una costrizione psicologica rispetto a questo. Vi è appunto la violenza psicologica perpetrata in varie maniere, da familiari ma anche da altri soggetti. Vi è una violenza, per così dire, per omissione, cioè il fatto che questa è perpetrata soprattutto dai parenti, figli, ma dai parenti, lasciare le persone sole, senza assistenza, senza servizi, abbandonate di fatto. Come un'altra è la violenza, noi diciamo, medica, o abuso di farmaci, oppure non ti do il medicamento di cui hai bisogno, questo molto più negli anziani. Ma anche quella che noi chiamiamo istituzionale, civica, cioè il fatto che tu, siccome sei anziano, vali meno nella società rispetto a un altro essere umano. È un po' il discorso dell'ageismo, no? Per un fatto d'età
esempi, stai zitto tu che non sai niente, che sei anziano, piuttosto quello che dicevamo prima, è meglio investire su un giovane, quindi le risorse pubbliche giovani, e dico magari fossero anche investite in questo periodo, e meno negli anziani, perché comunque sono a fine vita. Ricordiamoci anche che tempo fa qualcuno aveva detto che da una certa età in su, non mi ricordo l'età ma non voglio neanche ricordarmela, si poteva anche tirare via il diritto al voto alle persone anziane, quindi insomma questo penso che sia una grande violenza che si fa alle donne, in questo caso insomma che ho citato anche agli uomini. Quindi di violenze purtroppo di tipo diverso, magari me ne sono anche dimenticate. E dopo c'è quella con il digitale, lo stalking. Certo, che è più, diciamo, utilizzata in questo caso magari dalle giovani generazioni, ma anche dagli adulti, magari meno dagli anziani. Certo. Però, ma quella psicologica è anche molto subdola, perché sì, denigrare una persona che ormai non ha più una propria identità. Diciamo che quella della mancanza di assistenza, quindi omissione diciamo dei servizi piuttosto che della solitudine, ma quella medica, anche quella economica, sono molto pesanti. A questo proposito, voi avete operato sul territorio, concretamente, sì, in queste situazioni, dopo che sentiamo anche per i giovani. Praticamente noi avevamo fatto l'anno scorso, in occasione appunto di novembre, della giornata sulla violenza delle donne, una mostra che si chiamava Tragitti e diritti e tragitti, che segnalava appunto la diversità delle tipologie di violenza che si possono fare sulle donne. Volendo però dare anche un significato positivo, cioè la lotta, l'impegno e il ruolo del sindacato in questo caso doveva servire per mantenere delle azioni di mobilitazione che appunto potessero superare l'handicap, perché altrimenti non c'è speranza. Certo. Quindi noi dobbiamo dire sì, c'è la violenza, ma dobbiamo porci il tema anche di come poterla affrontare e di come poter supportare le persone che hanno più fragilità in questo senso. Per cui come SPI, da questa mostra che abbiamo fatto, che è itinerante e continua a girare tuttora in tutto il territorio metropolitano, le persone. Sì, avevamo fatto un dibattito con un gruppo di operatori di un CAV, di un centro antiviolenza, e da lì ci è venuta l'idea. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo mappato tutti i CAV della provincia di Venezia, per zone, perché è quello che la regione organizza, certo, per cui certo. Il veneziano ne ha due, perché certo. Ha quello pubblico del comune e quello gestito dalla cooperativa Iside, poi c'è un altro CAF che lavora nella zona di Chioggia, Cabarza e Como. Abbiamo fatto e poi che cosa ne è emerso? E poi abbiamo preso contatto direttamente con questi CAV e abbiamo chiesto di fare operativamente un percorso con noi. Noi abbiamo 16 leghe, 50 sedi, 44 comuni e gli Quindi abbiamo siete detto, più presenti sul territorio? Sì, abbiamo 100 circa collaboratori volontari che aprono sportelli, che ricevono persone. L'anno scorso ne abbiamo schedate, e quindi non tutte, quelle che sono venute, quasi 20.000. Voi capite che avere l'accesso di 20.000 persone dovevamo fare una sensibilizzazione all'interno dell'organizzazione e quindi abbiamo chiesto agli operatori dei CAV di fare una formazione per riconoscere i segnali della violenza, anche utilizzando, vedo che sono passate le slide eccetera, in modo che cogliessero, diventassero delle sentinelle nel territorio. Abbiamo coinvolto più di 80 collaboratori. Quindi una cosa molto più presente, più capillare, sfruttando le risorse che avevate già a disposizione. Sì, usando le collaborazioni degli operatori che lavorano nei CAV, che sono i centri antiviolenza del territorio. Quindi credo abbiamo fatto un'operazione importante, perché abbiamo fatto formazione a tutta la struttura, diciamo. Per evitare situazioni più gravi. No, la interrompo un attimo per passare in parallelo a questo, quindi è molto utile sfruttare già quello che si ha per far crescere anche dal punto di vista umano le persone che possono dare un aiuto a chi ne ha bisogno. Quindi il messaggio è che anche quello ci sono anche le sedi dello SPI-CGIL presenti sul territorio che possono darvi una mano, e non è cosa di poco conto. Per i più giovani invece?
Che cosa avete già aperto una specie di consultorio all'interno dell'università? Sì, diciamo che è uno Però che sportello. cosa hanno bisogno? Qualcosa di diverso? No, sicuramente vabbè, facendo parte di una generazione che in questo caso sta ancora seguendo percorsi di istruzione e di formazione. Io parlo per l'università, ma tutti i ragazzi e le ragazze delle superiori, delle medie, delle elementari addirittura, se non parte da lì proprio la formazione, se non sono i luoghi di istruzione a portare avanti anche un cambiamento, anche una riflessioni diverse rispetto a quello che vediamo e abbiamo visto in tutti questi anni, secondo me insomma non si va molto lontano, ecco. Ed è il motivo per cui lo sportello di ascolto che abbiamo aperto in università è stato un grande primo passo, e con questo anche una relazione con le scuole, perché era proprio un progetto condiviso e diciamo che non bastava solo non basta solo il momento di supporto, ecco, dopo che le cose sono già successe. Serve tutta una parte prima, tutta una parte che ci insegna a stare assieme, ci educhi a stare assieme. Perché la famiglia a questo punto non è sufficiente. Perché in realtà uno viene a pensare, esatto, uno pensa, ma se siete ancora giovani, avete la famiglia, invece qua si vede la famiglia fragile di cui parlava la segretaria. Le famiglie, ci sono tanti tipi di famiglie, c'è chi la famiglia ce l'ha, chi non ce l'ha, ci sono tantissime situazioni diverse, non può essere solo quello il nucleo in cui veniamo educati. Banalmente da quando abbiamo 6-7 anni finché non ne abbiamo 25 siamo a scuola, siamo all'università per la maggior parte della nostra giornata e ci rapportiamo con altri nostri coetanei, con altre figure come i docenti, come i maestri, cioè i professori che sono figure più grandi di noi, sono adulti. Quindi la richiesta e l'istanza è anche quella di avere la possibilità di crescere come persone, anche nelle relazioni tra di voi, nei contesti che frequentate di più, quindi perché la famiglia non è in grado di dare un supporto, e poi non sempre le famiglie sono strutturate in modo... Ma certo, il fatto secondo me è proprio che ci sono delle ore adibite alla cittadinanza, che dopo siano problematiche e non vengano usate davvero all'interno delle scuole, ma che ci sia proprio un percorso, che vengano usate anche queste ore, che ne vengono aggiunte anche, e questa è anche un po' la richiesta, per parlare di educazione all'affettività, educazione alla sessualità, rispetto reciproco banalmente, perché qualcuno non deve predominare su qualcun altro, non deve abusare di qualcun altro o della propria posizione, dei propri privilegi. Ecco. Assolutamente. Ecco segretaria, secondo me da questo poi emerge anche un'altra questione, dopo potete intervenire ovviamente entrambe, il fatto di essere in grado di riconoscere che l'interazione con l'altra persona non è un'interazione normale. Cioè, perché la violenza, sto pensando ai casi che hanno visto coinvolte giovani donne, dove anche in famiglia un bravo ragazzo, chi avrebbe mai detto, poi in realtà analizzando da vicino i stessi compagni ci hanno detto ma c'erano a volte delle reazioni, quindi andare più ancora in profondità dell'analisi del rapporto, no? Assolutamente sì. E lì ci sono responsabilità dei genitori anche, però sì, imparare a far riconoscere... Ma qui, ecco, se i consultori ci fossero e fossero numerosi, come dicono anche le leggi che insomma prima citavamo, probabilmente anche, diciamo, la società tutta sarebbe stata anche più abituata a frequentare, no, questi luoghi, e soprattutto questi luoghi con il personale competente poteva già negli anni, no, andare a fare ad esempio dei percorsi formativi già nelle scuole, quindi già preparare la società rispetto a alcune problematiche, ma lo stesso gli adulti piuttosto che gli anziani rivolgersi ai consultori appunto per informazioni, per bisogni, perché magari a volte no, anche la paura ma anche la difficoltà, la vergogna ti porta ad andare solo a sentire magari ad indagare qual è insomma il tuo problema o a trovare anche una risposta. Diciamo che collettivamente adesso sarebbe importante invece non solo avere le informazioni e la formazione, ma trovare poi anche i percorsi sui quali muoversi. Prima passava la slide del bel lavoro che hanno fatto gli studenti e le studentesse, Un posto sicuro, se non ricordo male il titolo, dove hanno loro mappato, no, nel nostro Veneto a livello provinciale la situazione com'è,
E questo è anche uno strumento non solo che viene utilizzato dalle studentesse e dagli studenti nelle scuole, ma anche un modo per mettere insieme le generazioni, ma anche le istituzioni, perché dove manca l'istituzione dell'informazione sono arrivati in maniera anche molto concreta ragazzi e ragazze, e possono dare anche un lavoro, devo dire anche di qualità, insomma compiuto a tutta la società. Questa sera siamo qui anche insomma, a dimostrare che lo SPCGL e la CGIL insomma, dialoga con le giovani generazioni, ma non solo su questo tema, perché insomma tante altre volte siamo venuti in trasmissione, penso alla legalità, ai campi della legalità, ma tante altre cose per tenere vive certe problematiche, assolutamente, far capire che e trovare insieme, cioè fare delle battaglie, ma poi andare nel concreto, trovare delle soluzioni, quindi fare insieme anche delle assemblee pubbliche dove invitiamo la cittadinanza tutta, insomma, a parlare con noi, ma anche a informarsi. Penso che sia, cosa molto importante, dove possiamo anche chiamare, diciamo, al nostro tavolo le istituzioni che insomma ci possano, per così dire, ci si possa confrontare e raccontare anche lo stato dell'arte, insomma. Infatti, per migliorare. Sì. Una battuta di chiusura vuole farla? Vedevo che no, volevo soltanto dire che c'è un altro aspetto. Velocissima perché siamo in chiusura. Sì, sono quelli che fanno le violenze, che bisogna occuparsi anche di loro. Questo è un altro capitolo. Che è un grosso capitolo importantissimo, non soltanto per il recupero e per la consapevolezza della persona che maltratta, ma soprattutto dentro le strutture familiari dove i figli assistono alla violenza e devono poter ricostruire l'immagine paterna in senso positivo, non solo ma questo apre distruttivo. un altro versante, forse anche una struttura più... No, siccome quest'anno lo SPI di Venezia dedica a questo tema un intervento specifico, credo che bisogna un po' ricordare che c'è anche questo aspetto, insomma. Assolutamente. Sì. Io la ringrazio anche di questo. Allora, grazie Nicoletta Biancardi, segretaria generale responsabile del coordinamento donne dello SPCGL del Veneto, in questa veste, questa volta soprattutto. Licia Barzan, segretaria dello SPCGL metropolitano di Venezia, grazie anche a lei. E poi a Teresa Cozzi, senatrice UDU, cioè di studenti, rete degli studenti di Padova, e naturalmente la dottoressa che è stata collegata con noi, che ci ha illustrato questa ricerca dell'IRES, che è stata commissionata dallo SPCGL regionale Veneto. Grazie a voi telespettatori di averci seguito, la puntata poi la potete rivedere naturalmente sul web, riflettete sulle tante cose che sono state dette, date una mano a chi ne ha bisogno, cercate di stare vicino a chi pensate che possa subire una delle tante forme di violenza, perché uscire dal circo della violenza si può e aiutare gli altri si può fare. Buon proseguimento, buona serata, grazie.